Aumento degli arrivi turistici in Veneto, a confermarlo i dati elaborati nel mese di settembre dalla Direzione Sistema Statistico Regionale, che hanno certificato un aumento dello 0,9% rispetto al primo semestre dello scorso anno. Il turismo straniero ha fatto registrare una crescita degli arrivi del 2,3% e un aumento dei pernottamenti dell'1,1%. Ai primi posti per pernottamenti si attestano i turisti tedeschi con circa 13 milioni di presenze, a seguire gli austriaci e gli olandesi. Notevole l'interesse per il Veneto da parte anche dei turisti russi, le cui presenze sono cresciute del 19%, arrivando a superare così 1 milione di presenze. Nonostante i dati positivi da parte del turismo straniero, la situazione di crisi attuale ha messo in ginocchio il turismo nazionale. La recente analisi testimonia infatti un calo degli arrivi dell'1,8% in Veneto da parte dei turisti italiani. L'assessore regionale al turismo, Marino Finozzi, guarda comunque con ottimismo l'inizio di una stagione turistica invernale, che si apre sotto i migliori auspici. Sebbene a Venezia, centro storico, la prima domenica di shopping in vista del Natale sia stata una delusione, si attende la settimana che va da Natale a Capodanno, con l'arrivo quindi di un maggiore afflusso turistico. L'analisi di settembre conferma inoltre la ricerca della qualità da parte del turista. Calano le presenze sia negli alberghi a 1-2 stelle che in quelli a 3 stelle, mentre aumentano del 4% in quelli a 4 stelle e del 2% in quelli a 5 stelle di lusso. Numeri significativi rispetto ai cali registrati in altre parti d'Italia, che confermano la validità delle nostre iniziative in grado di ottenere ottimi risultati nonostante l'esigua disponibilità finanziaria regionale.